notte il Treviso Football Club perde a Carpi di misura per la terza volta consecutiva della gestione di Ruotolo. Il mister però vede miglioramenti ed elogia anche i nuovi innesti, ma si aspetta ancora dalla società un arrivo importante per l'attacco. Non riesce a tenere palla Tarantino, il Carpi rimane in possesso di palla, adesso azione insistita dei padroni di casa. Cortesi che ha cambiato fascia con Potenza, ancora un destro in mezzo, Arma ci arriva e il miracolo di Campironi. Ferretti pronto con il sinistro, vediamo se cerca la battuta, infatti è così la bomba ed è la rete di Andrea Ferretti. Carpi in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo. Si avvicina Brunetti, servizio è per lui, traversone di Brunetti, la palla sfila e passa davanti all'area piccola di Sportiello, non la tocca nessuno e finisce sul fondo. Cortesi, prova ad accentrarsi Cortesi, attenzione, libera al destro, Campironi alza sopra la traversa. Ora la palla lunga, c'è stata forse una spinta di Zammuto, l'arbitro lascia proseguire, se ne va Di Gaudio, il tiro, Campironi, Cabine cerca lo spunto, la spinta su di lui, Cabine se ne va al limite dell'area, tiro sinistro, alto. E adesso molto probabilmente arriverà anche il fischio, triplice fischio dell'arbitro D'Angelo, eccolo arrivato, finisce allo stadio Cabassi di Carpi, Carpi 1, Treviso 0. Devo fare i complimenti alla squadra oggi perché secondo me c'è stata veramente la voglia di, a parte il risultato, a parte il periodo che stiamo attraversando che non è facile, non è bellissimo, però siamo stati sempre in gara, siamo stati sempre lì in campo a cercare veramente in tutti i modi di cercare di mettere in difficoltà il Carpi. Si parla di nuovi innesti a breve, se ne aspetta qualcuno? Ci siamo riuniti, abbiamo analizzato, abbiamo valutato alcuni aspetti. Io penso che manca uno davanti.